Presidente, soddisfazione per questa assemblea molto partecipata, sia naturalmente dai rappresentanti del mondo dei balneari, ma anche da parte dei rappresentanti politici e istituzionali. Sì, sì, assolutamente una bellissima partecipazione, malgrado oggi la giornata critica dal punto di vista appunto meteorologico. Anche la soddisfazione perché tutti coloro che erano stati invitati, insomma, partecipanti delle istituzioni, in maniera particolare l'assessore Cordaro, che ha relazionato in maniera puntuale rispetto a quella che è la problematica che ormai è entrata in un corso diciamo abbastanza di difficoltà molto irte, quindi per cui oggi noi abbiamo avuto come dire, un quadro un po' più chiaro, perché le chiacchiere, come si dicono da bar, si susseguivano in questi ultimi giorni, e quindi abbiamo anche avuto dalla viva voce, diciamo, dei rappresentanti istituzionali, quindi dall'assessore, ma anche dalla Presidente Savarino e da altri rappresentanti istituzionali, diciamo, il polso della situazione. Non è una cosa, diciamo, abbastanza semplice da risolvere, però Confcommercio e il SIB sono e saranno sempre accanto ai loro associati e faranno una battaglia per far valere i propri diritti. Ecco, Geroniesi, rappresentante del SIB provinciale Confcommercio, sono intervenuti anche rappresentanti nazionali e rappresentanti regionali del SIB di Confcommercio. La questione è molto seria, la questione è grave perché dal 2024, per via di questa sentenza di Stato, non saranno più ammesse deroghe nelle aree demaniali. Sì, oggi il 9 novembre con le sentenze della Corte di Cassazione è stato sentenziato momentaneamente un anno zero. Oggi aver visto in un'aula, nonostante il maltempo, più di 50 imprenditori nel settore degli stabilimenti balneari, che va da Licata a Sciacca, diciamo, è stato emozionante e, diciamo, ci sta dimostrando che i balneatori, comunque tutti gli imprenditori del settore, non accettano, diciamo, queste sentenze e sono pronti in qualche modo ad iniziare una lotta per i loro diritti, diciamo, e soprattutto per la loro impresa e per i loro dipendenti. Ecco, da una parte si chiede di fare fronte comune e si va verso questa direzione, dall'altra parte si è chiesta la partecipazione dei politici, perché poi dovranno essere loro a farsi carico di queste istanze e portarle nelle sedi istituzionali. Sicuramente l'importanza dell'invito esteso ai politici è proprio questo: dall'uno, quello che devono portare nelle aule dell'Assemblea regionale e di quella nazionale la questione e il problema. Poi l'invito che era stato esteso invece ai comuni era quello di invogliare i comuni a fare piani spiaggia con urgenza, perché potrebbe essere quel regolamento, quel piano urbanistico che permetterà magari di risolvere futuristicamente qualche altro problema. Soddisfatti di questo incontro? Molto, sono contento del risultato che abbiamo raggiunto e spero che la prossima, sperando che il tempo ci aiuti, ad avere un'aula ancora più piena.